Pronti? 1, 2, 3. Segnale buono con tentativo di Rasi Almar di assumere il comando, ma all'esterno è veloce Ratzinger Lake che conquista la testa. Numero 6, Vento degli Intanto la Ulivi, squalifica per Vento degli Ulivi, squalificato. quindi in vantaggio Ratzinger Lake nei Numero confronti 3, di Ugo Rasi Almar. 5, Squalifica anche per Ugo squalificato. 5 che era praticamente l'unico cavallo seguito allo start, e così Ratzinger Lake conduce al completamento della piegata dei 200 iniziali completati in 15,8. Vediamo le mosse all'esterno. C'è subito Upper FKS che si profila sui primi, si trascina Naldo Benal, poi anche Ronaldo Grad svelto si porta in terza pariglia esterna. 31,4 per i primi 400 metri di gara, Ratzinger Lake in vantaggio. Upper FKS non insiste più di tanto e in seconda posizione rimane Rasia Almar nei confronti di Nicchio DR, poi Tilde Mati, mentre all'esterno insiste Naldo Benal ora, dopo aver sopravanzato Upper FKS 1,29 il passaggio agli 800. Va via sul passo Ratzinger Lake che Antonio Costello mantiene in vantaggio al completamento del chilometro in 1,18,3. Iniziano i 1000 metri conclusivi con in vantaggio sempre Ratzinger Lake, all'esterno Naldo Benal. Percorsi esterni c'è ancora Upper FKS, mentre Ronaldo Grad rimane lì in terza pariglia. In terza posizione in corda invece Nicchio DR, gli altri a seguire, un parziale in 14,8 ora. E siamo all'attacco della dritta delle scuderie, 600 alla conclusione con Ratzinger Lake che si mantiene in vantaggio. Ora la mossa di Ronaldo Grad che viene via deciso. Ronaldo Grad a 500 dalla conclusione, rompe gli indugi, viene avanti e va sulla coppia di testa, sempre Ratzinger Lake su Naldo Benal. Anche Tilde Mati viene avanti in terza corsia trascinandosi Terry Caff. Ronaldo Grad sta passando su Ratzinger Lake, cala anche Naldo Benal, viene avanti Tilde Mati insieme a Terry Caff, retta d'arrivo con Ronaldo Grad che ha ormai una ventina di metri di vantaggio sugli avversari. Ronaldo Grad si distacca nelle battute conclusive e viene a vincere nettamente su Tilde Mati che controlla il finale di Terry Caff. Quarto posto per Ratzinger Lake, mentre al quinto forse filtra Taormina Mail all'interno, che non ha colto buona partenza oggi, è rimasta un po' staccata. Andiamo a rivedere il numero 14 di Ronaldo Grad che ritorna così al successo in quella che è la sua corsa prediletta, la sua corsa preferita, corsa coi nastri, e vince davvero nettamente Ronaldo Grad. Ha aspettato i 600 finali praticamente Roberto Vecchione per scattare dalla terza pariglia. Secondo posto per un'ottima Tilde Mati che si salva dal finale di Terry Caff. Andiamo a vedere il quarto posto è per Ratzinger Lake che ha condotto fin dal via, mentre il quinto dovrebbe essere una questione fra Taormina e Naldo Benal. No, è Naldo Benal ancora che conserva il quinto da Taormina Mail che riesce soltanto ad avvicinarlo nel finale. Quindi 14 al primo posto, 7 al secondo, 12 al terzo, 5 al quarto e al quinto dovrebbe essere ancora il numero 10, Naldo Benal. È tutto per questo convegno di corsa dall'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento è per domenica prossima.